Era una bravissima ragazza, per quello sempre solare, aveva un'attività qui in paese, faceva parrucchiera, una bravissima ragazza, proprio niente da dire. Conoscevo sia la Pamela sia la mamma, le bambine purtroppo, e venivano a fare la spesa da me, erano clienti abituali e quindi dopo un po' anche un po' di amicizia, un po' di confidenza nasce e sì, sono cose che sì, sono brutte, tanto brutte veramente. Rispettosa, buona, una persona buona, ma tantissimo proprio di cuore, veramente sempre solare e disponibile anche su... Guarda, posso dire solo un bene di questa persona perché veramente era una persona splendida. Le conoscevano tutti a Stanghella Anita e Pamela, due persone solari. I gestori di un banco del mercato raccontano di quanto Pamela fosse legata alle sue figlie. Ogni tanto le prendeva magari un piccolo pensierino perché si era comportata bene, allora prendeva il rossetto, lo smalto, insomma comunque le voleva veramente bene alle sue figlie. Infatti è una cosa che, ti dico la verità, non riesco a pensare che possa essere successa una cosa del genere proprio a lei. Infatti quando l'ho saputo stamattina alle 11 tramite il mio amico che è venuto con il video, ho visto la macchina e non volevo crederci veramente che fosse lei. Il pensiero ora va inevitabilmente alle piccole che hanno perso la loro mamma. Due bambine carissime, veramente, venivano qui ogni settimana anche loro. E il marito purtroppo che è da Solesino e sì, non è... Un dolore immenso. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, sono cose che non dovrebbero mai succedere